Leonardo Daniello su Eclipse della società ippica torinese, la squadra naturalmente del Piemonte. Congratulazioni a lui e naturalmente ai suoi istruttori, alla sua comitato regionale. Il secondo posto di Carlotta Aliboni su Carina della Liguria, centro ippico 3M. Al terzo posto Alice Mauri su Lenny Rose della squadra lombarda. Il quarto posto di Christopher Dirnberger della squadra dell'Alto Adige. La quinta posizione di Lucia Romano della Puglia. Il sesto posto di Antonio Giuliano della Campania. La settima posizione di Stella Marchese del Veneto, che abbiamo in campo a cavallo. La ottava posizione di Francesco Zaiotti su Carita dell'Umbria, della squadra Umbra. Il nono posto di Alice Ulisse del Veneto, anche lei in sella in campo. Poi ugualmente in sella in campo la decima posizione di Michela Grossi su Acodusa. Questi dunque sono i primi 10 classificati della graduatoria individuale. La Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, la signora Antonella Dallari, consegna il premio offerto dalla Federazione Italiana Sport Equestri. Le congratulazioni a Leonardo Daniello, che su Eclipse è stato il migliore della graduatoria individuale. Complimenti a lui, complimenti a tutti i ragazzi che hanno occupato le prime posizioni. Ora la premiazione di Carlotta Aliboni, seconda classificata, e poi Alice Mauri su Lenny Rose, il quarto posto di Christopher Dirnberger, il quinto posto di Lucia Romano su Cheetah Greenfield della squadra della Puglia, la sesta posizione di Antonio Giuliano su White Spirit della Campania, il settimo posto di Stella Marchese su Wessel del Veneto, la ottava posizione di Francesco Zaiotti su Carita della squadra Umbra, il nono posto di Alice Ulisse Pascia del Baroncio, la squadra del Veneto, e la decima posizione della componente della squadra Emilia Romagna Michela Grossi su Acodusa. Congratulazioni dei componenti del Consiglio federale, la signora Renata Raineri, il generale Amos Cisi, il dottor Stefano Romiti, il dottor Gabriele Tibaldo. Prima però una fotografia di insieme. Mentre attendiamo di portare a termine quest'ultima premiazione e prima di dare termine alla cerimonia di premiazione, ci sembra assolutamente doveroso in questo momento rivolgere non solo un complimento vivissimo agli atleti e ai cavalli in campo, ma soprattutto a tutti gli istruttori che hanno consentito a questi ragazzi di arrivare qui oggi. Ancora di più diremmo ai genitori che sostengono spesso con grande sacrificio ed impegno l'attività sportiva dei loro ragazzi. Naturalmente a tutti i groom che lavorano, diciamo così, dietro le quinte, quindi lontano dai riflettori, ma che ugualmente rivestono un ruolo fondamentale per l'attività sportiva. Ed infine ai presidenti dei comitati regionali della Federazione Italiana Sport Equestri, che lavorano per gestire, amministrare, coordinare l'attività sportiva del nostro Paese. E questo è il momento in cui tutto ciò deve essere messo in evidenza, il momento in cui ci si riunisce tutti in questo campo ostacoli che è la storia del nostro sport equestre, ed è bello che si coniughino storia e futuro. La storia è ciò che è accaduto, il futuro lo abbiamo davanti a noi, è ciò che accadrà. Bene, con la consegna delle coccarde ai protagonisti di questa gara, il trofeo Bruno Scolari 2013, l'applauso per le squadre che lasciano il campo di gara. Bravi tutti.
salutato le squadre che hanno occupato le posizioni dalla quarta in giù ed ora quindi è il momento di dare il via al giro d'onore per i primi tre protagonisti in campo a cavallo. Giro d'onore. Che vince la Coppa dei Giovani, il trofeo Bruno Scolari 2003, Stella Marchese, Filippo Luciarelli, Alice Ulisse, Rebecca Lombardi, l'Emilia Romagna, Alessandra Fuzzi, Margherita Melegari, Maria Longobardi, Michela Grossi, la Campania, Sergio Morgillo, Alessandra Pastore, Riccardo Mucci De Santis, Antonio Giuliano.